Il periodo natalizio per i pasticceri è un periodo davvero duro. Bisogna preparare decine e decine di dolci diversi. Altre feste sono tutte molto più facili. Pensiamo, che ne so, a San Giuseppe, no? Dove c'è da fare un unico dolce, la zeppola, sì, d'accordo, fritto al forno, ma alla fine è uno solo. I dolci natalizi invece sono estremamente variati. E cominciamo con i susamielli, questo dolcetto a forma di S particolarmente duro, tenace, fatto con tanto miele. Si chiamava susamiello in realtà perché inizialmente veniva ricoperto di sesamo. Oggi non c'è più il sesamo, ma si chiama ugualmente susamiello. A casa mia se ne facevano due tipologie, quello nobile per l'uso familiare e quello dei sampugnaro si chiamava, quello era fatto con gli ingredienti, diciamo, di seconda qualità. A Napoli noi chiamiamo susamiel, sapete, quelle persone che hanno quel carattere pesante, no? Noioso, quelli che non sanno stare insieme agli altri, sono gente proprio indigeribile, toast, e un susamiel. Una variante dei susamielli erano le sapienze, sempre fatte a forma di S e prendevano il nome dal convento di Santa Maria della Sapienza. Noi ci sta poco fa, i dolci napoletani sono soprattutto dolci conventuali. Ogni convento a Napoli era specializzato a realizzare uno specifico dolce natalizio. Per esempio i mustacciuoli. Vengono accreditati essere nati, insomma, soprattutto dove c'erano le suole clarisse di Santa Chiara. Il mustacciolo è questo dolcetto di forma romboidale che veniva in realtà addolcito con il mosto del vino. Infatti aveva una sorta di imbottitura di mosto cotto, per questo si chiamava mustacciuolo. Oggi il mosto non c'è più, però ugualmente lo chiamiamo mustacciuolo. Ma indubitabilmente il principe dei dolci napoletani di Natale è o roccocò, insomma un dolce che veniva realizzato fin dall'8 dicembre per tradizione al convento dell'Annunziata nella Duchesca. Sì, lì si mischiava questo pisto napolitano e si realizzava questo dolcetto durissimo per tradizione che è il più grande alleato ancora oggi dei dentisti napoletani. Il nome infatti deriva proprio da rocaille francese, da cui deriva anche il gusto rococò, che in francese appunto significava pietra artificiale, proprio con riferimento alla durezza del rococò, è una preta. E poi ancora i dolci sono tantissimi. I Divinamore nascono a Spaccanapoli, dove oggi c'è la polizia, nel convento di Divinamore, e i dolci prendevano il nome del convento in cui venivano creati. Erano quelle saponette, mio padre le chiamava così, che erano rosa, azzurre, diciamo di pan di Spagna, che venivano glassati e mandorlati. E poi c'è un dolce che crea addirittura dipendenza, almeno nel mio caso, i serpatiel. I serpatielli sono questi dolcetti irregolari che venivano poi annasprati, vedete ho già l'acquolina in bocca, sia con lo zucchero bianco oppure al cioccolato. E mi sono conservato per il finale, insomma, il re dei dolci natalizi napoletani, o struffolo. Gli struffoli napoletani sono un dolce antichissimo. Pensate, vengono, secondo alcuni storici, introdotti finanche dai greci. Vi ricordate questi greci cumani che arrivano sull'isoletta di Megaride, fondano il primo nucleo abitativo di Partenope, perché lì c'era la tomba della sirena Partenope? I greci, io sono convinto, si portarono con loro i padelloni e l'olio per friggere, perché loro friggevano gli stroggolos, che erano delle palline di acqua e frumento che venivano farcite col miele. No, scusate, siamo davanti al progenitore degli struffoli moderni, un dolce che tiene almeno 2700 anni. A fine 800 lo facevano molto le suore della Croce di Lucca, lì a Via Tribunale, dove è la chiesa della Pietrasanta. E io ne faccio sempre una grande scorpacciata tutti gli anni, li adoro, anche quelli che creano dipendenza. Quando incominci non riesci mai a smettere. Gli struffoli sono straordinari. Qualcuno attribuisce agli struffoli anche delle proprietà afrodisiache. Io ci ho provato, guardate, ne ho mangiati quintali, ma garantisco, non è successo niente. Dicetto Pap ci vicina noce, ramb tempo che te sportosa. Questo è il nuovo calendario della filosofia napoletana, un calendario a foglietti, 365 modi di dire filosofici napoletani, da leggere uno al giorno. Lo trovate in tutte le librerie e cartolibrerie napoletane. O come è meglio lo fottere.